Dopo i Ross ad Altavilla Vicentina, oggi sono arrivati i Ris alla villa di Roberto Baggio, il calciatore campione del mondo che è stato aggredito e rapinato da una banda di malviventi la scorsa settimana mentre guardava la partita della nazionale. È una corsa contro il tempo per raccogliere possibili tracce lasciate sul campo dai criminali che hanno fatto irruzione in casa segregando i familiari e razziando contanti, orologi e gioielli di cui ancora non è stato stabilito l'ammontare complessivo. È stato lo stesso Baggio a indicare ai carabinieri il percorso seguito dai malviventi, al vaglio delle forze dell'ordine e le numerose immagini di videosorveglianza private dell'abitazione e di quelle delle telecamere comunali nei tratti delle principali vie d'accesso. Un'operazione complessa anche perché la zona è circondata da un fitto bosco. Sicuramente l'operazione di stampo militare ha necessitato di sopralluoghi e forse di qualche basista, anche se non aver prelevato i preziosi cimeli del bomber lascia spazio all'ipotesi che i criminali non sapessero che il loro obiettivo fosse l'abitazione del divin Codino.